E che ne dite a questo punto di un giro invece nel Monferrato? Faremo alcune tappe, due in particolare. Casale Monferrato, che è il suo centro, alla scoperta della storia e dei sapori legati ai crumiri, e poi un salto invece in uno dei borghi più belli d'Italia, Cellamonte. Iniziano più o meno a metà della fine della provincia di Asti fino per tutta la provincia di Alessandria fino ad Alessandria. Sono i frigoriferi naturali che usavano una volta. Infatti sono stati tutti fatti tra il 1800 e il 1850. Chi studia gli Infernotte non ha mai trovato qualcosa di scritto che lo certifichi con esattezza quando hanno iniziato a farli. Si basano sulle date che hanno trovato scolpite all'interno degli Infernotte e sono tutti scavati in questa roccia che si chiama pietra da Cantoni, che sembra tufo ma non è tufo, il tufo di origine vulcanica ed è molto più friabile. Questo invece è durissimo perché è fatto da stratificazioni di sedimenti marini, perché 20 milioni di anni fa era tutto coperto di mare qua. Hanno iniziato ad emergere le prime colline 9 milioni di anni fa ed è durissima, quindi vedrete giù tutte le scalpellate perché sono stati fatti a mano e quindi hanno fatto un lavoro immenso. In effetti, perché loro hanno trovato qualcosa che certifichi che la loro famiglia ha comprato la casa nel 1700, quindi è stata tramandata di generazione in generazione, se la sono trovata così oggi, quindi hanno avuto una gran fortuna. Ma sono enormi questi Infernotte. Essendo stati fatti a mano, sono pezzi unici, è difficile trovarne uno uguale all'altro, se non impossibile, però hanno tutti qualcosa in comune, ossia c'è sempre solo un'entrata, mai un'entrata e un'uscita, e sono tutti a scendere e la forma di S o di L e non c'è mai, ovviamente, già Infernotte arriva da infere, che è dal latino un qualcosa di buio, un gusto sotterraneo, e quindi non c'è una luce diretta del sole. E in questo modo evitavano la circolazione dell'aria e la temperatura rimaneva costante tutto l'anno tra i 12 e i 15 gradi, quindi loro mettevano qua all'interno tutto ciò che tutto, non solo i vini, anche la frutta, la verdura. Loro avevano anche gli animali, quindi mettevano anche la carne, formaggi, salumi, tutto quanto, ed è il luogo ideale per mantenere il vino, anche perché hanno fatto una prova i ragazzi. Queste bottiglie sono una prova e lo stesso vino della stessa annata messo qua rispetto al vino stessa annata messo in una sì, moderna, qua vince, la natura vince. Infatti loro hanno messo la loro riserva privata qui. I loro vini, oltre a quelli che producono loro, hanno messo anche qua i loro vini privati. In alcuni Infernotte, addirittura anche privati, cascine private, hanno l'Infernotte, si può trovare tavolo come sedie, sempre scolpiti nella roccia, in questa roccia, questa pietra da Cantoni, dove facevano la ribotta. La ribotta in piemontese vuol dire merenda, era un momento conviviale e quindi stava sempre meglio qua che fuori o in casa, comunque nel 1800, e avevano tutto a disposizione, da mangiare, da bere, e passavano molto tempo qua. Qua c'è un altro piccolo Infernotte, un po' atipico perché è sempre sottoterra, è sempre con diciamo un'entrata, e molti sono stati fatti a forma rotonda perché era più facile scalpellare seguendo il rotondo piuttosto che fare gli angolini. Però è un po' atipico perché è un po' rialzato ed è collegato con la casa ancora oggi. Infatti vedete che anche le scale Ci sono fatte. le scale. Sì, è ancora collegato con la casa
e pensiamo fosse stata fatta una dispensa, ecco. Se il Monferrato degli Infernot nel 2014 ha ottenuto il riconoscimento UNESCO come patrimonio dell'umanità, Cellamonte è anche tra i borghi più belli d'Italia, proprio per questa pietra da cantoni che domina stradine, vicoli e palazzi. La sua storia geologica, come quella di numerosi depositi miocenici simili, è legata alla formazione della catena appenninica. In questo periodo geologico il paesaggio monferrino era molto diverso da quello collinare attuale. La pianura padana era occupata da mari più o meno profondi, da isole che si formavano e venivano poi sommerse dal mare. La storia della pietra da cantoni inizia così circa 20 milioni di anni fa, quando il mare ricoprì parte di questa grande isola monferrina. Il clima e il paesaggio dovevano assomigliare a quello degli ambienti di scogliera delle fasce subtropicali e tropicali attuali. In questo mare si depositò la pietra da cantoni più antica. Le zone costiere dell'isola furono colonizzate da numerosi animali e piante come alghe rosse calcaree e così tra 17 e 14 milioni di anni fa il mare della pietra da cantoni si approfondì e i suoi sedimenti diventarono argilloso-marnosi. Tra le vestigia di Cellamonte il castello degli Ardizzone con le antiche finestre romaniche in tufo, la casaforte dei Francia su uno sperone a picco sulla valle di Rosignano, la parrocchiale dei Santi Quirico e Giulietta e l'oratorio di Sant'Antonio. Attraversando questa terra degli Infernot, piccoli capolavori architettonici realizzati da costruttori locali, testimonianze del sapere contadino, un passaggio sotto l'arco racconta anche proverbi in dialetto locale. Ogni asu ha la cua, ogni ciola vuol dire la sua, ogni asino ha la coda, ogni bocca vuol dire la sua. Le donne e gli asini sempre sbagliano, le donne e gli asini sempre si baciano. Se a settembre il trunga, la vendemmia sarà buona. Se a settembre tuona, la vendemmia sarà buona. Tembalengu, sei un balordo. Terra di vigneti e di produzione di ottimi vini, approdiamo all'Enoteca di Casale Monferrato, nella bella piazza Mazzini, non solo Barbera, ma anche Fresia e soprattutto Grignolino. È un vitigno tipico della zona, è un vitigno che io dico sempre che adesso se sentiamo parlare i sommelier che dicono che il vino del futuro deve essere una bella acidità, profumato, con una gradazione non eccessiva, noi questo vino qua ce l'abbiamo già da 200 anni, cioè questo è il colore, come vi ho detto, un vino che può stare mezz'oretta in frigorifero anche senza diventare blasfemi, vino tutto pasto, un'acidità importante, una bella acidità, una bella tannicità però non aggressiva, gentile, tutto pasto. Questo è il classico vino da aprire con gli amici e finire nel giro di 20 minuti. Ma questa cittadina, storicamente capitale del Monferrato, vanta anche un ricco patrimonio storico, culturale e architettonico. Il castello dei Paleologi e la sua forma esagonale asimmetrica, delimitato da 4 grandi torrioni circolari e circondato da un fossato. Sempre in piazza Castello, il teatro municipale e la chiesa di Santa Caterina, in autentico stile barocco. Questi sono alcuni gioielli del luogo. Il centro storico racconta anche sapori antichi, con le sue botteghe e soprattutto il profumo dei crumiri. Incontriamo una vera e propria istituzione casalese, la Crumireria Antica Drogheria Corino, che ogni giorno sforna i tradizionali biscotti di pasta frolla dalla forma a mezzaluna. Qui si possono scoprire la storia e la leggenda che si cela dietro l'invenzione di questi biscotti e immergersi in un mondo di profumi e sapori, spaziando dalla ricetta più tradizionale e pura fino ad arrivare ad interpretazioni contemporanee dei crumiri come quelli dolci senza glutine o le loro varianti salate. Madame, s'il vous plaît. I crumiri di Casale Monferrato, queste ricette antiche, ma praticamente che cosa rappresentano per questo luogo e la tipicità e come sono fatti, si può dire? Soprattutto, certo che non è un segreto, anzi, il crumiro nasce all'inizio dell'Ottocento quando il signor Rossi, che era un panettiere, viene ispirato da un liquore a base di mandarini datteri proveniente dalla Crumiria, che è una regione meridionale della Tunisia.
All'epoca i francesi stavano colonizzando il Nord Africa, io però vi farei bere il caffè perché dovete poi sospendiamo un attimo, prendete il crumiro, lo pucciate perché nasce per essere pucciato, la forma e la consistenza deve essere pucciato alcuni secondi dentro un liquore, inizi in questo liquore. Tornando al crumiro, il crumiro nasce appunto quando questo Domenico Rossi, che era un panettiere, frequentava una locanda qui attiva, adesso c'è una banca, ma allora c'era questa locanda che è un po' come questo qui, era una locanda storica, dove all'interno venivano somministrati diversi liquori. Lui ne beve uno in particolare, che lo ispira nel fare il crumiro. È un liquore a base di mandarini datteri proveniente dalla Crumeria. Ecco perché il nome crumiro, questa regione meridionale della Tunisia. I francesi stavano colonizzando quelle aree, il Nord Africa, scoprono in questa regione che dei locali, quindi dei crumiriani, facevano macerare all'interno di anfore in terracotta, sottoterra, a circa 10 metri sottoterra, per un tempo che era circa 50 giorni, che cosa? Proprio prodotti tipici delle oasi, quindi mandarini, datteri e un po' di erbe officinali. Bene, i francesi scoprono questo liquore, le piace, al punto che poi lo portano, in Francia, naturalmente a casa loro, ma anche qui in Piemonte. All'epoca il Piemonte era annesso alla Francia. Quindi questo signor Rossi, frequentando questa bottega, viene ispirato da questo liquore, dice buono, ma il momento conviviale è breve attraverso un bicchierino di questo liquore. Quindi devo creare qualcosa, una frolla, un biscotto, qualcosa da poter pucciare e poter succhiare. Ecco perché la forma e la consistenza appunto del crumiro. E noi lo rifacciamo come allora, con un'unica variante. Grani antichi, 3 tipologie, che sono Giacometti, Bologna, Autonomia, che quando vengono tagliati, essiccati, vengono portati sul Sassello, dove c'è un mulino a pietra del 600 e con una pietra francese che si chiama la Ferté, viene macina lentamente questi chicchi, mantenendo tutte le proprietà organolettiche. Viene poi portato nel nostro laboratorio Campo Ligure, dove viene in 3 giorni di lavorazione miscelato con vaniglia barbo del Madagascar, zucchero grezzo di barbabietola, uova di gallina levate a terra e l'unica differenza invece dello strutto del burro di montagna. Ecco, questa è l'apoteosi di un qualcosa che noi facciamo con amore, e speriamo di tramandare, e di far conoscere. Ma la loro forma si pensa rimandi ai baffi a manubrio di Vittorio Emanuele II. Nel 1890 il sindaco di Casale riconobbe ai produttori l'autenticità e l'unicità dei suoi prodotti, cui conferì una patente. Ricevettero inoltre nel tempo importanti riconoscimenti, una medaglia all'Esposizione Universale di Torino, diplomi di provveditore delle case dei Duchi d'Osta di Genova e della Reale Casa d'Italia. I crumiri rimandano anche al legame emotivo con le nonne casalesi, perché custodivano e regalavano le scatole dei famosi biscotti, che appunto si conservano a lungo se chiusi in una scatola di latta. E sprigionano un profumo inconfondibile, intinti nella cioccolata calda, nel tè, nello zabaione tiepido, in un bicchiere di vino passito, sono i modi più golosi e consigliati per degustarli. A questo punto finisce la puntata, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo la prossima settimana puntuali sempre qui. In collaborazione con